La deputata di Italia Viva, Giusy Occhionero, è stata iscritta nel registro degli indagati dai PM di Palermo per falso in concorso. Avrebbe fatto passare il radicale Antonello Nicosia, poi arrestato per mafia, per suo assistente, consentendogli di entrare nelle carceri. Il rapporto di collaborazione tra i due però sarebbe stato formalizzato solo successivamente. Alla parlamentare è stato notificato ieri pomeriggio un avviso di garanzia e un invito a comparire davanti PM. Dovrà tornare la prossima settimana in procura a Palermo, ma stavolta da indagata. La parlamentare, che all'epoca dei fatti era esponente di Leu, era stata sentita nelle scorse settimane dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, dai PM Giusy Ferrara e Francesca Dessì nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Nicosia, del boss di Sciacca, Curzio Di Mino e dei due presunti favoreggiatori. Dall'indagine era emerso che oltre a progettare estorsioni e omicidi, Nicosia entrava e usciva dalle carceri, incontrando anche capi mafia detenuti al 41 bis, proprio grazie alla Occhionero. Allora, se io ci vado senza deputato a fare la visita, ci vado come radicale a chiedere l'autorizzazione al DAP. O DAP poi comunica al direttore e ci dice giorno totte vieni Nicosia a fare la visita. E che minchia visita è? Ah, così all'improvviso? E invece con il deputato ci vai all'improvviso, capito? Ci può già essere in qualsiasi momento. Entro di notte pure, ad Agrigento ci vedi di notte. I due si erano conosciuti tramite radicali. Il 21 dicembre Occhionero è arrivato a Palermo e ha incontrato l'esponente radicale con cui è andata immediatamente a fare un'ispezione al carcere Pagliarelli. All'ingresso ha dichiarato che Nicosia era suo collaboratore, circostanza, hanno accertato i PM, anche attraverso indagini alla Camera, falsa. All'epoca infatti nessun rapporto di lavoro era stato formalizzato. Il giorno successivo i due hanno fatto con la stessa modalità visite nelle carceri di Agrigento e Sciacca. Solo in un secondo momento, dopo 3 ispezioni in istituti di pena siciliani, i due avrebbero formalizzato il rapporto di collaborazione. Nicosia, che è stato arrestato per mafia, ora indagato con l'Occhionero per falso in concorso aggravato dall'avere favorito Cosa Nostra. Ai PM, che l'hanno sentita come persona informata sui fatti, la parlamentare ha detto di non aver avuto contezza della doppia personalità di Nicosia, formalmente paladino dei diritti dei carcerati, di fatto uomo d'onore che portava all'esterno i messaggi dei boss, ma le spiegazioni della deputata non hanno convinto i PM.